Alfredo Berti ha dichiarato che sono scortese, aggressivo e maleducato. Si scaldano i toni, ancora una volta, a San Zenone degli Ezzellini tra regione e comune sulle opere compensative della superstrada pedemontana e batti ribatti tra il sindaco Fabio Marin e il vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti. Una risposta davvero che lascia comunque allibiti, perché che una vicepresidente della regione si rivolga così ad un sindaco, cioè non entrando in merito a quella che è la questione, non commentando i fatti, ma offendendo, perché di fatto questo ha fatto, definendomi maleducato, scortese, eccetera, direi che non è proprio un atteggiamento consono a una vicepresidente. Da una parte la regione Veneto, dall'altra l'amministrazione di San Zenone degli Ezzelini, al centro dello scontro gli accordi del 2012 che obbligano la regione alla sistemazione della viabilità del centro del comune, finanziamento al momento mai arrivato, al suo posto invece un vero e proprio braccio di ferro legale. La mia speranza è che ci si renda conto che non ha senso continuare con battaglie legali, che ci si fermi, che ci si metta a tavolino di nuovo a discutere e a trovare e a mettere a disposizione le risorse, perché, come è stato detto, le risorse ci sono, solo che a San Zenone in questo momento non vogliono darle.